Ciao ragazzi, siamo qua, noi di Blood, assieme ai nostri ospiti e chiediamo direttamente a loro chi siete. Noi siamo i Chiastrons. Oh, là. Chiastrons. Ben detto. Grazie. O Ciastrons, che io dico Ciastrons perché sono più di Mojo, diciamo, questa problematica. Che non è vero, perché sei di Coloredo comunque. Questa difficoltà di pronuncia del nome, cioè da dove nasce questo nome? Io non c'ero quando è nato il nome, io ero in Turchia ed è un nome Hanno che... fatto apposta a non fartelo fare a te, appunto, per difficoltà di linguaggio. Sì, esatto, secondo me è probabile questa cosa, effettivamente. Però noi ci siamo conosciuti quanti anni? Non mi ricordo. 2012. 2012, io ero in Turchia e mi arriva un messaggio suo in Turchia, quindi non so quanto ho speso, tipo avrò speso 2000 euro, dicendo scusaci ma abbiamo già scelto il nome per il gruppo radiofonico che sarà Chiastrons. Ho detto, ma Chiastrons cosa significa? E lì è già difficile spiegarlo. Oh, Perché Chiastrons tecnicamente sarebbe il castrone, no? Cioè tu magari vieni nella contadinanza. È il maschio della capra, il caprone. Però castrato. Castrato, quindi inutile, c'è una bestia totalmente inutile. Solo chi si dà da mangiare per ingrassarlo per mangiarlo. E poi in friulano il chiastron è un po' un insulto, no? Un insulto per dire quando una persona ha la testa dura e non capisce quello che gli viene detto e continua a commettere sempre gli stessi errori. Allora, cosa è successo? Noi ci eravamo conosciuti in un concorso radiofonico a Radio Onde Furlane che si chiamava Ioiz e Biele Gioventù. E questo concorso l'obiettivo era cercare nuove voci friulane. per radiofoniche. Fatto sta che abbiamo seguito dei laboratori, abbiamo vinto il concorso e ci hanno telefonato dicendo ti deve partire domani l'articolo sul giornale in cui mettiamo il nome insomma vostro. Che nome avete? Ma come io? Non è che abbiamo un nome, nessuno ci ha mai detto che dobbiamo averlo. Però in realtà c'è un senso, anche un po' più intelligente forse. che nascosto. Ma no, non è così, cioè è nascosto ma l'abbiamo pensato. All'inizio non sapevamo se eravamo all'altezza di fare queste trasmissioni radiofoniche, no? Magari vengono fuori delle baccate enormi. Per tutelarsi allora. Tuteliamoci così, chiamiamoci Chiastrons. Mal che vada, uno dice vabbè, sono sono Chiastrons. Chiastrons. Le nostre puntate, i personaggi che noi creiamo, perché la nostra puntata, come sapete, è sia abbiamo un ospite vero, un artista, un attore, insomma, uno scrittore, un fotografo che sia, e in più abbiamo degli ospiti speciali che siamo noi che li interpretiamo. Questi ospiti speciali hanno sempre qualcosa da dire, hanno i nomi strani e secondo me, almeno per quando li penso io nella mia testa, sono degli sfoghi personali che escono come personaggi, ok? Quindi denunciano molto, sono molto arrabbiati, sono molto stupidi e insomma qui poi inizia un po' l'improvvisazione. Diciamo che i personaggi di solito li facciamo io e Marco, però Davide è quello che un po' tiene il filo conduttore, no? Quindi fa le domande, ma da dove viene, come si chiama, e poi da lì inizia a costruire tutto con ovviamente un contesto, una base. Non... Sicuramente posso dire ci ispiriamo a cose anche che ci accadono Qui la realtà. Ci amalgamiamo bene, ognuno con le proprie Un po' vissuti, improvvisazione, caratteri, un po' tantissima anche... improvvisazione e durante le puntate, durante lo show, quell'ora e mezza lì c'è poco di improvvisato, nel senso che c'è sempre un copione, c'è più di un canovaccio, chiamiamolo così, più di un canovaccio. Ovvio che dopo succedono le cose, si improvvisa, però c'è tanto studio, insomma, c'è tanto studio dietro e tanta insomma creazione fatta in precedenza. Il vostro show è finito il 19 luglio. Sì. E com'è andata? Lo rifarete a settembre o no? Allora, a settembre non ripartirà. No. Perché lo show quest'anno l'abbiamo fatto da marzo circa su Onde Furlane. Noi avevamo un appuntamento settimanale e la particolarità di quest'anno, cosa che non avevamo mai fatto prima, era quella di andare in giro per i locali o per i vari luoghi insomma di Udine ma anche fuori da Udine e fare la trasmissione radiofonica in diretta, sia radio che video, con Facebook, con più telecamere, un ragazzo che teneva la regia mobile, e farli dal vivo in modo tale da creare una situazione in cui il pubblico viene veramente a vederti nei locali, un po' come un concerto, solo che è un po' uno show. Di solito le radio grandi aprono le porte, noi invece apriamo le nostre porte e usciamo verso il pubblico. Per esempio il 19 abbiamo fatto la puntata in via Riccardo a Udine, proprio tra le palazzine in mezzo a questo grande prato, e c'era la gente nei balconi
tutte queste persone a petto nudo, grassi nei balconi. Che, cioè, è ovvio che sei grasso, cioè non scendi nemmeno per venire a Per vedere. farti vedere. Però c'era questa curiosità. Qual è l'ospite più figo, più interessante che avete avuto quest'anno? Noi? Sì. No. Oltre voi, ovviamente. Beh, abbiamo avuto Doro Ghiat, sicuramente. Abbiamo avuto Doro Ghiat una settimana dopo il concerto di Roma. E lui è la seconda volta che viene in trasmissione da noi, è già stato anche l'anno scorso. Un amico ormai. Ormai sì. E ecco, lui è stata veramente una bellissima puntata perché ci ha raccontato del concerto, tutte le cose che sono successe dietro le quinte. È venuta tanta gente anche a vedere la puntata perché comunque c'era lui che aveva un bel richiamo. Per me invece è Lorenzo Zoppolato, che è stato da noi, appunto, lui fa il fotografo, è di Udine, no? E non è il solito fotografo, fa cose molto particolari. A me è piaciuto, l'ultima puntata che abbiamo fatto mi è piaciuta, c'era questo cantante reg che si chiamava Light Soja. Come si chiamava? No, com'è il genere musicale? Reggae. Perché Mi faceva una cosa reggae, tipo con la pace, no? E gli abbiamo chiesto perché ci sono. E lui, Light Soja significa albero. No, continua come... Albero della vita. Light. Spero di non sbagliare. Il personaggio top di questo 2017 indubbiamente è stato il signor Dante. Il signor Dante rappresenta è un po' uno stereotipo di base, è un po' il vecchio anziano, Marcio. il friulano marcio anziano. Però noi l'abbiamo portato a una situazione drammatica nel senso teatrale, diciamo, no? Drammaturgica forse di più. Estrema, perché è veramente diventato un personaggio marcio. Lui rispecchia l'odio recondito del vecchio che ha una vita di fatti tipo a nespole al posto dei cani, a verruche che gli crescono dappertutto. Non è incazzato! Polgevis che mi ruba la pensione, bastardo! In giro per il Friuli vi riconoscono, cioè vi fermano, vi dicono ma siete i Chiastrons, vi vogliamo, cioè qualcosa. A me non mi è mai successo. No. Anzi, magari dicono... È raro, o no. c'è gente estrema, cioè o vai estrema o nulla, o estrema che la gente vede lui si inginocchia, insieme grandi, Forse quello più famoso fra noi potrebbe essere Abele, però io non è che vado in giro tutto il giorno con la parrucca e gli occhiali. Si può provare. Allora, quando le persone vi chiedono che lavoro fate, cioè fate un sacco di cose, cosa rispondete? Cosa facciamo? Già ci occupiamo di più cose. Il punto è questo, no? Speaker radio è vero, lo facciamo, quindi possiamo dire che siamo degli speaker radio. Però facciamo anche altro, sempre nell'ambito della creatività. Autori nell'intrattenimento, autori... Perché poi abbiamo fatto Free Revolution nell'ambito del cinema, ma non ci definiamo... Attori non lo siamo. No. Infatti noi ci definiamo interpreti su Free Revolution, non siamo attori. Lavoriamo nell'ambito creativo, dell'intrattenimento, showman, vuoi chiamare così, autori, perché comunque abbiamo scritto una sceneggiatura, ma non ci sentiamo sceneggiatori. Il successo è... No, togli le virgolette. Appena Anche detto togli anche che siamo dei cani disperati. Successo. E quando facciamo delle cose di spettacolo così, che ci sono anche degli uomini che ci vedono, è molto più facile che vengono da te dopo lo spettacolo e magari ti offrono da bere, parlano, ti dicono qualcosa e aiuta comunque a socializzare. È molto... perché noi dopo gli spettacoli ci piace, no? Star lì, parlare con le persone, conoscersi. Infatti forse anche la domanda di prima, no? Che ci hai chiesto se ci riconoscono per strada. Molte persone che vengono a vederci diventano un po' nostre amiche, insomma conoscenti, perché si fa un attimo ci si conosce, quindi dici... Sì, mi riconosci per strada, certo, ci conosciamo ormai. Le donne se sono lì, cioè vengono a vedere, magari se piace quello che fai è più facile che poi magari se vuoi ci parli e quindi è più facile conoscerle. E quindi in questo senso è più facile inizialmente andare a conoscerle, buttarti, no? Quindi a parte far ridere, cosa ci aspettiamo di vedere fare da voi? Cioè, obiettivi proprio... obiettivi futuri, adesso. Portare in giro Free Revolution sarebbe bello riuscire a farcela. È una cosa che esiste già, ma Beh, probabilmente neanche in ogni Italia, è dei DJ set. Ah, ok. Questa posso dire? Anch'io pensavo Sì, l'altra. Stati male. Idee ne abbiamo troppe. Troppa roba. Dei DJ Vai, set all'interno, poi dite voi il resto.
dei DJ set nei mercati, durante l'ora di mercato, che va dalle 9 del mattino a mezzogiorno. Fare dei DJ set magari in vinile, qualcosa di più ricercato, qualcosa che non delle cose che bastoni, insomma delle cose anche abbastanza di sottofondo, immersi nella frutta, nella verdura. E poi abbiamo da settembre, anche agosto, insomma da settembre inizieremo a lavorare su una trasmissione televisiva. E anche qua ancora abbiamo solo vagamente, però sarà una specie non talk show, ma un po' sei presente di David Letterman show, adesso è Sì, Stephen sì, Colbert e altri, no? O Jay Leno. Poi c'è un'altra idea di cui non anticipiamo troppo, però l'idea di fare chiamiamolo un concerto. Vogliamo fare un concerto che non sarà dei Chiastrons, sarà magari la produzione Chiastrons. Se questa cosa va in porto, noi sicuro al 100% ci sarà una parte con Timore MC e la sua crew. Esatto. Che siamo sempre noi. Siamo noi e qualcun altro che insomma collabora con noi, tecnici. Qualche titolo, Odio Trenitalia, L'amorosa del mio miglior amico, Un corpo cagionevole. Ce ne sono altre, ma vi lascio con la curiosità. Vi ringraziamo per questo tempo che ci avete dedicato per parlare un po' con noi delle vostre storie, dei vostri aneddoti e quello che fate. Noi vi ricordiamo, anzi voi ci ricordate dove vi troviamo? Ci cambiamo qui, ci trovate. Allora, Abbiamo i social anche noi. siamo da Facebook, cercate la pagina dei Chiastrons. Instagram. Bravo. Instagram, cercate anche dei Chiastrons. YouTube. Bravissimo, iscrivetevi al canale, siamo arrivati a 41 iscritti. Insomma, Siamo al top. c'è spazio per molti altri. E Twitter, in cui come fanno tutti qua in Friuli, Twitter semplicemente viene postata la roba che c'è già su Facebook automatica. Perché non è che è troppa roba. volevamo fare anche un profilo Wikipedia, però meglio di no. No, perché Che nessuno Siamo si già iscriverebbe. cancellati. Google più, anche lì, va tutto automatico, se qualcuno ce l'ha. MySpace non abbiamo. No, neanche Netlog. Network? Peccato. Altrimenti, se volete scriverci degli insulti o degli elogi o invitarvi alle vostre feste di compleanno, Chiastrons con la J, cioè Chiastrons come direbbe lui, @gmail.com. Top. Costiamo tantissimo. Grazie Blood, Grazie grazie del cestino delle merendine, del cactus, Dell'alga. dell'allestimento. Vi abbracciamo. Abbiamo gente più bene. Facciamo un cerchio di abbracci. Siamo Così tutti siamo felici. inquadrati? Ecco, Siamo tondi. siamo a posto.